Bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo da 3 sconfitte di fila, l'ultima pesantissima con l'Inter, e devo dire la verità, ci hanno appoggiato le palle in testa, non posso dire diversamente. Io sto giocando malissimo questa divisione 4, malissimo, veramente malissimo. Proviamo a invertire il trend con la prossima partita e vediamo chi ci capita, raga. Per carità, ci sono capitati anche avversari forti. Nel frattempo, mentre vi parlo e trovo l'avversario, vado a prendere la borraccia. Mi ho dimenticato di prendere, perché ho sfida avversari forti, indubbiamente molto forti, ma io ho giocato davvero male, e questa cosa non va bene. Avversario trovato finalmente dopo una vita, ed è, sempre se la connessione c'è, vediamo, Napoli-Manchester United. Bene, ci proviamo, vediamo i nostri ragazzi come stanno, raga. Sarebbe interessante invertire il trend, perché veniamo da veramente 3 sconfitte consecutive bruttissime. Osimhen sta bene, Lobo continua a stare di merda, io non capisco perché. Facciamo giocare ancora Elmas al posto di Lobo e mettiamo Anguissa mediano. Il resto sono tutti ok, lasciamo così, andiamo avanti, vediamo quando si comincia, quando il nostro avversario ha intenzione di farci iniziare la partita. Ci siamo. Napoli Manchester United. Giochiamo in casa finalmente, tra l'altro. Proviamo a invertire il trend, raga. Anguissa, Mario Rui. Scende Mario Rui, attenzione, prova ad allargare. Fallo laterale per noi. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Rui prova ad andare da Kvaratskhelia che si gira, prova il dribbling, niente da fare. Osimhen recupera palla, torna addirittura da Giannino Di Lorenzo. Palla per Anguissa. Elmas sbaglia, Anguissa qui. Occasione per il contropiede. Rachmani non riesce a chiudere. Ostigard, Mario Rui ci mette una pezza, la dà a Zielinski che appoggia ad Elmas che viene anticipato. Attenzione, Giannino Di Lorenzo si gira bene, appoggia ad Elmas, palla lenta, Elmas però pure stava dormendo. Attenzione, Ostigard recupera e appoggia a Meret per evitare di avere problemi. Rilancio di Meret, Osimhen non riesce ad anticipare. Anguissa, Kvaratskhelia, Zielinski, laterale per loro. Bah. Attenzione, Mario Rui deve chiudere, anticipo di Ostigard, poi la dà ad Elmas. Osimhen, niente da fare, ragazzi. Centrocampo chiusissimo dello United. Rachmani fa una giocata improponibile. Anguissa allarga e proviamo a tranquillizzare un po' la manovra con Kvaratskhelia che vede Zielinski entrare per il cross, in mezzo c'è Osimhen, niente da fare. Osimhen ha provato a tirare. Anguissa, palla per Mario Rui, palla ancora per Anguissa, se ne va, attacco per Rui, dentro per Anguissa, fermato Anguissa. Troppo manovrata questa azione. Anguissa prova a recuperare su Bruno Fernandes, è incredibile il recupero di Anguissa qui. Poi Zielinski, palla per Elmas che sbaglia ancora, ha un'altra possibilità e questa volta allarga bene verso il Ciuchi Lozano, che però nel dribbling perde palla, peccato, sbagliato. Rachmani, attenzione, sbattono su Anguissa che recupera palla e poi recupera anche Zielo. Zielinski prova ad andare profondo da Osimhen, niente da fare. Zielo però recupera palla e allarga verso Kvaratskhelia che questa volta c'è un po' di spazio. Kvara scende, dribbling di Kvara, sbaglia tutto Kvara, porco dio Kvara. Attenzione, no Mario, no. Ostigard chiude su Osimhen loro, e poi Mario Rui sta in mezzo al cazzo e la palla non arriva a Kvaratskhelia. Non si sa che vuole fare. Attenzione, Elmas, recupera palla Elmas che prova ad andare subito da Osimhen, ma niente da fare. Attenzione, Zielinski recupera palla,
dentro per Osimhen che prova ad allargare di prima verso Kvaratskhelia e ci riesce. Kvara si gira, Kvara, cross di Kvaratskhelia, c'è Osimhen, calcio d'angolo e calcio d'angolo. Stiamo giocando bene questa volta, stiamo imbastendo delle buone azioni. Attenzione, Zielinski dalla bandierina verso Osimhen che prova a spizzare, ma Red Devils riescono a liberare. Rachmani, attenzione Elmas che recupera su Neymar Junior, bravo Elmas qui, che appoggia a Di Lorenzo, si gira Di Lorenzo per Elmas, grandissima giocata del capitano. Elmas allarga per Lozano che entra in area, Lozano, il cross di Lozano per Osimhen che l'appoggia in porta, facile, Victor James Osimhen, grandissima azione, ce la fa anche rivedere, Lozano entra in area facilissimo e appoggia la palla per Osimhen. 1-0 Napoli, ragazzi, abbiamo ricominciato a giocare bene e i risultati si vedono subito, con Osimhen che torna a segnare dopo 2 partite di digiuno. Attenzione, Kvara adesso prova lo United a riprendersi, attacca lo United, Mario riprova a chiudere, niente da fare, Rachmani libera insieme ad Elmas, Anghissà che poi allarga direttamente per Kvaratskhelia, gran giocata di Anghissà e Kvaratskhelia prova a ricambiare su Lozano ma la palla non arriva a destinazione. Robertson prova a ripartire, chiusura di Rachmani che poi vede il Ciuchi dentro per Elmas che se ne va e riappoggia Lozano che ha più corsa. Lozano prova il cross dalla tre quarti, c'è Osimhen che sbuca, incredibile. E poi attenzione, la palla arriva da Elmas da Osimhen che aveva tirato e recuperato palla nella stessa azione. Anghissà, errore di Anghissà, Di Lorenzo allarga ancora per il Ciuchi, Lozano che vede dentro, attenzione Elmas che cross in mezzo, c'è Osimhen di testa, doppietta di Osimhen, questa volta gliela appoggia Elmas e Osimhen non può far altro che spingere la palla in porta. 2-0, gol pazzesco ragazzi, ce lo fa rivedere anche questo, imbucata del Ciuchi, Elmas la mette dentro e Osimhen appoggia in porta per il 2-0 del Napoli. 2-0 Napoli, doppietta di Victor Osimhen, pazzesco. Che succede? Sta cambiando qualcosa probabilmente. Giustamente pure. Attenzione, una sostituzione. Cambiano qualcosa, ragazzi. Giustamente provano a fare qualcosa perché per il momento li stiamo un po' sovrastando. Anghissà. Elmas sta un po', come dire, sta un po' andando a singhiozzo fino ad ora. Zielinski palla per Kvaratskhelia che prova ad andarsene. Kvaratskhelia, attenzione, Kvaratskhelia prova la profondità verso Osimhen, forse un po' eccessiva, attenzione, Zielinski prova ad andare dentro, Osimhen fermato Zielu, peccato, si era allungato un po' troppo la palla. Anghissà, Ostigard prova ad attaccare lo United, attenzione con Salah, chiudono Rui e Ostigard insieme, fantastico Ostigard per Mario Rui che prova ad andare poi da Anghissà per Zielu in mezzo verso Elmas che prova ad andare lungo in profondità verso il Ciuchi Lozano, che ha un po' di spazio, Lozano prende palla, entra in area, Lozano, il cross in mezzo, c'è Osimhen, attenzione, Osimhen sta per fare tripletta. Kvaratskhelia, Zielinski dentro per Elmas, la parata, arriva poi Lozano che colpisce il portiere che si mette la palla in porta da solo, ma il gol è del Ciuchi perché la palla era diretta in porta. Bella azione qui, bravo anche Elmas. 3-0 Napoli al tramonto del primo tempo. Bene così Raiu, bene così, ci siamo ripresi, porca puttana, dopo 3 partite di merda stiamo giocando davvero bene, stiamo massacrando il Manchester United e nel secondo tempo dobbiamo solo confermare questo trend per portarci a casa i primi 3 punti di questa Divisione 4.
Attenzione, prova ad attaccare lo United con Rachmani che però recupera, sbaglia tutto Rachmani, erroraccio incredibile, non ha senso. Attenzione, la palla attraversa tutta l'area di rigore con Di Lorenzo e prova a chiudere su Osimhen, niente da fare. Anghissà, bravissimo Anghissà. Attenzione, Lozano poi va da Osimhen che allarga verso Di Lorenzo, che ha un po' di campo. Di Lorenzo prova a cambiare, ad andare in profondità Osimhen perché rischia di perdere palla. Attenzione Osimhen, recupera palla Osimhen, pallonetti comunque in questo gioco e Mario Rui, Zielinski di esterno verso Kvaratskhelia che crossa in mezzo, il portiere la prende, ancora Kvara, niente. Anghissà appoggia per Mario Rui, la dà ancora a Kvaratskhelia, il cross in mezzo, Zielinski la mette giù, la parata del portiere che evita problemi e poi arriva Anghissà dalla distanza, palla fuori. Li stiamo prendendo letteralmente a pallonate ragazzi, letteralmente a pallonate. Attenzione Neuer che potrebbe rilanciare, sì. Va Neuer, attenzione per Di Lorenzo, Rachmani la mette fuori, Lozano, Elmas, Lozano, peccato. Attenzione Anghissà, fermato Anghissà, Elmas, niente. Grandissimo Ostigard, va direttamente da Osimhen che appoggia ad Elmas che allarga verso Lozano che ha campo, Lozano entra in area, Lozano. No, mamma, è anticipato qui Osimhen che poteva cercare la tripletta. Kvaratskhelia col tiro a giro che per poco non diventava un gol meraviglioso. Ostigard prova a contrastare, ci riesce. Zielinski fermato, ma la palla finisce ad Elmas che poi va da Lozano che prova ad andare da Osimhen, niente da fare. Lozano ancora in pressing. Attenzione, possiamo fare anche qualche cambio. Zielinski, Elmas si gira e allarga subito per il Ciuchi. Questa fascia destra sta facendo malissimo Red Devils, cross del Ciuchi. Niente da fare, anticipa Zielinski, palla per Kvara, Osimhen, Elmas, la palla finisce ad Elmas che colpisce di testa, azione pazzesca. Vediamo un po' raga, facciamo qualche cambio, vediamo chi in panchina come siamo messi, che non mi ricordo manco. Allora, Elmas è stanco, Raspaduro, c'ho tutti on fire qua, incredibile. Allora metto il Ciolito al posto di Osimhen, Raspadori al posto di Lozano e poi metto però Politano, c'ho pure Politano, allora metto anche Politano al posto di Kvara, cambio tutto il tridente ragazzi, e sì, e guardate vi metto anche Olivera e l'ultimo cambio li faccio tutti e 5 questa volta, cambio e metto, me lo rischio davvero un pochino, metto Gaetano al posto di Elmas. Dai, facciamo giocare un po' Gaetano che potrebbe essere una delle ultime partite, tra l'altro, che probabilmente se arriva Veiga la Juve verrà venduto, verrà mandato in prestito a giocare come giusto che sia, quindi lo faccio giocare. Una partita che si è messa abbastanza bene. Attenzione il Ciolito Simeone prova a far correre Politano, dribbling di Politano, se ne va Politano, si divora un gol pazzesco Matteo Politano, hanno sfruttato benissimo il varco centrale. Si divora un gol pazzesco Matteo Politano. Però i ragazzi appena entrati, il nuovo tridente ha cominciato bene, ha cominciato molto bene. Rachmani appoggia indietro, sbaglia tutto. Attenzione, Di Lorenzo ferma tutto e rilancia lungo direttamente verso il Ciolito che non riesce a prendere palla. Attenzione, Gaetano appoggia per Zielinski che vede Raspadori che prova a metterla subito per il Ciolito Simeone. La parata del portiere, arriva Raspadori, non so perché ho voluto fare il pallonetto, devo metterla in mezzo, vabbè. Attenzione, Ostigard recupera palla per Simeone che va in profondità verso Politano che crossa in mezzo, c'è il Ciolito ancora, niente da fare, ma stiamo veramente
imbastendo le azioni fantastiche, recupera palla Olivera, subentrato a Mario Rui, Raspadori, fermato, fallo laterale nostro, mancano 15 minuti, calcio e spettacolo. Olivera va da Zielinski che appoggia ad Anghissà, Anghissà allarga dall'altro lato verso Politano che ha tantissimo spazio, Politano, attenzione, Politano dentro per Di Lorenzo, il cross in mezzo e Simeone per poco non fa il 4-0. Grande azione, il Ciolito va vicino al 4-0, attenzione, Ciolito recupera palla, Simeone dentro, la parata di Neuer. Qua abbiamo fatto i cazzoni, abbiamo fatto proprio i cazzoni, ragazzi. Qua. Di Lorenzo, palla per Politano, che però non riesce a recuperare, a prendere palla. Di Lorenzo deve rincorrere su Neymar. Attenzione Osimhen, Ostigar, incredibile. Poi Gaetano verso Politano, errore di Gaetano verso Politano. Gaetano verso Politano, niente divertente. Zielinski, errore qui, poi recupera palla. La palla non arriva a Simeone, Anghissà non riesce a fare il break a centrocampo. Attenzione, Ostigard recupera ancora palla. Zielinski, Anghissà dentro per il Ciolito Simeone. Simeone perde palla. Sergio Ramos si la scippa. Attenzione, Olivera recupera palla, poi allarga per Raspadori. Raspadori dentro in profondità verso Zielinski che riesce a tenere palla, invece no, Henderson gliela toglie. Olivera ritorna la palla a Raspadori che prova ad andare in profondità verso Politano che appoggia verso il Ciolito che si fa divorare ancora da Sergio Ramos. Mamma mia, che giocatore il capitano, ragazzi. Gaetano poi perde palla, ma alla fine la palla arriva da Anghissà che va da Zielinski che si gira, Zielinski dentro da Ciolito, niente da fare, 2 minuti ragazzi, la partita è praticamente finita, ci portiamo a casa la prima vittoria, ma attacca ancora il capitano con Politano che entra in aria. Calcio di punizione United, partita finita, io 3-0 Napoli, 3-0 Napoli, li abbiamo presi totalmente a pallonate, non hanno fatto un tiro in porto. Vediamo. Neuer, non hanno fatto un tiro in porta, raga. Bene così, avanti Napoli ragazzi, 3-0 allo United, becchiamo, guadagniamo la prima vittoria in questa divisione e la speranza resta accesa per il passaggio del turno.